tutti voi, è veramente un piacere essere qui con voi questa sera al Circolo Galileo Galilei. Non avrei immaginato questa platea così numerosa, veramente rincuorante, rinfrescante, direi, per il nostro paese, che appunto abbiamo sentito c'ha un piccolo deficit matematico. Alcuni mesi fa mi telefonarono, mi dissero: ah, guarda, è uscito su un importante giornale, Sole 24 Ore, la statistica della popolarità dei sindaci, ma mi dispiace, ma tu sei sceso. In effetti io non so, ero 52.9, prima c'avevo 52, no, c'avevo 53.3. E c'era appunto tutta questa classifica della popolarità dei sindaci fino al decimale. E allora io la prima cosa che ho fatto, sono andato a guardare quant'era grande il campione. 500 persone. Allora, 500 persone di campione, immaginando che come appunto le distribuzioni statistiche siano quella che si chiama una gaussiana, che più o meno va così, no? A questo punto hanno comunque un margine di errore, no? Che in questo caso l'errore più o meno ha questa ampiezza. Ebbene, insomma, l'errore è come la radice di, in questo caso, di 500, e quindi più o meno c'era un errore di circa un più o meno 4%. Allora, ecco che solo questo fatto già diceva che tutta la grande classifica che aveva fatto solo 24 ore, no, con tutti questi decimali, era comunque viziata da un errore. Forse io ero sceso molto di più, forse ero anche salito molto di più. Certamente una cosa era chiara: non aveva nessun senso fare una classifica fino all'ultimo decimale. E così ho detto: beh, cari signori, penso che non si possa concludere molto da questa statistica. Questo è un altro esempio di che cosa vuol dire un po' di alfabetismo matematico. Però la matematica è veramente dappertutto. La matematica la potete trovare in ogni attività umana, c'è un residuo matematico. Io spesso dicevo appunto: ma sin dalla mattina, quando vi alzate e decidete quale algoritmo usare per lavarvi i denti, fate già della eccellente matematica. Io non penso che nessuno di voi si lavi i denti a casaccio, vero? Tutti seguiranno una certa procedura. Io mi ricordo la prima volta che portai mia figlia dal dentista, il dentista dice: mi raccomando, ti devi lavare i denti molto bene. Sì, io ero chiaramente molto soddisfatto di questa raccomandazione del dentista, e quindi, volendolo aiutare, gli dissi: sì, dottore, le spieghi da quale arcata deve iniziare, da quella superiore o da quella inferiore? Il dentista rimase lì, veramente non sapeva. E lì, capite, lì finì tutta la magia dell'algoritmo, perché in realtà il dottore non sapeva se iniziare da quello di sopra o da quello di sotto. Lei, scusi, quando si lava i denti inizia da quello di sopra o quello di sopra? Di sopra. Anche lei di sopra. C'è qualcuno di sotto? Ah, ecco, vede, io inizio da quello di sotto. Poi appunto anche lì, da quello di sotto, dalla radice alla punta, no? Prima quello di sotto e quello di sopra, da destra a sinistra e sinistra a destra. Insomma, avete già fatto dell'ottima matematica la mattina presto. Poi, va bene, alcuni si mettono la cravatta, no? Non ne vedo tante di cravatte qui, effettivamente ce ne molto poche, e quindi passiamo a quello dopo. Passiamo perché sennò sulla cravatta se ne possono fare tantissime. Certamente uno si può anche allacciare le scarpe, però passiamo al problema dopo. La matematica dove la incontriamo? La incontriamo soprattutto nell'ironia. È l'esperienza forse più frequente che direi le persone hanno di quello che è l'intuizione, dove a un certo punto qualche cosa sembra confuso, incomprensibile, no? Come appunto quella che mi è molto simpatica, parafrasando appunto Machiavelli. D'altra parte io sono entrato in politica, quindi ho studiato anche Machiavelli. No, il fine giustifica i mezzi, discutibile. Il rozzo no.
Ecco, sulle prime uno non capisce e dice ma poi si rigira la cosa, no? Si rigira la cosa e improvvisamente si afferra, no? Il fine è quello raffinato, no? E lui sì che giustifica i mezzi, invece il rozzo non li giustifica i mezzi, no? Semmai tutt'al più giustifica i terzi, no, comunque c'era la famosa battuta, no? Ride bene chi ride ultimo. Non è vero, ride ultimo chi ci arriva dopo. E così spesso, anche solo raccogliendo questi spunti ironici, uno alla fine di fatto vive quella che è l'esperienza dell'intuizione appunto spesso matematica. Spesso l'ironia ha elementi molto molto vicini a quelli della buona matematica, per esempio la semplicità. Una lunga dimostrazione di matematica alla fine annoia anche il matematico. Anzi, addirittura c'è chi pensa che forse le dimostrazioni molto molto lunghe non servono poi a molto, perché tutti i casi interessanti, no, i casi concreti, comunque sono veri per altri motivi, per motivi indipendenti. Quindi questa concisione c'è sia nell'ironia che nella matematica. La dimostrazione, appunto, fatta quasi senza parole, cioè tutta una teoria, appunto, matematica dove uno dimostra le cose effettivamente soltanto fornendo un'intuizione. Poi certo uno appunto sull'ironia si trova non soltanto a farla concisa, ma anche molto spesso a capovolgere un po' la prospettiva. No, per esempio trovare come disporre 3 punti sul piano, no? In modo tale che siano a distanze uguali l'uno dall'altro. Uno dice, beh, non è molto difficile, li metto ai vertici di un triangolo equilatero, no? Beh, faccio così, guardate che qua cerco di tirare un po' di fili. Non mi piace questo, io uso il computer molto spesso perché mi permette di usarlo come una lavagna. C'è anche il vantaggio, questo, poi che posso girare la penna e vedete che si forma la gommina e posso anche cancellare, e la cosa più bella è che poi non devo soffiare perché diciamo non c'è i residui di gomma virtuali, non ci sono, quindi è abbastanza carino. Aspetta, dove ero rimasto? Ah sì, ecco, i 3 punti del piano, va bene, uno li mette così. Ma come fare a disporre 4 punti sulla terra, no? In modo tale che si trovino tutti a ugual distanza l'uno dall'altro. Ecco che uno ci prova, dice, dice ho trovato, lo metto al centro, sì, perché quella distanza è la stessa. Però poi immediatamente capisce che la distanza di questo punto a quello e di questo a quello è molto maggiore, quindi non va bene. E quindi un po' come quello il rozzo no, cioè continua a non cogliere dove stava l'ironia. Anche qui bisogna fare così uno spostamento intellettuale e immediatamente uno dice, ci pensa, dice ma qui è impossibile, dice no, ma la Terra è una sfera. Essendo la Terra una sfera, ecco che noi possiamo mettere i 4 punti sulla superficie terrestre e, essendo una sfera, i 4 punti sono nello spazio e si troveranno tutti a una distanza, no? Uguale l'uno dall'altro. In pratica è così, li mettiamo i 3 punti, uno qui e uno qui, e il 4º punto lo mettiamo sopra, ai vertici di un tetraedro. Quindi vedete, prima uno non riusciva a risolvere il problema perché si trovava a immaginare, no, questa qui è la sfera, no, la sfera terrestre, si metterà i punti così
e il terzo punto al polo nord. Quindi il fatto che non introducesse il tema della sfericità della Terra non gli permetteva di afferrare come risolvere il problema. Ecco, molto frequente in matematica questo spostamento di prospettiva, questo spostamento appunto, di questo capovolgimento.